Per la prima volta in questo 2022, domani mattina il Mose, con le sue barriere gialle, dovrebbe entrare in funzione e tenere così all'asciutto Piazza San Marco, Venezia e i punti più bassi della città storica. Le lavorazioni del centro maree del comune di Venezia oggi pomeriggio hanno indicato a quota 110-115 cm rispetto alla punta della salute la previsione di marea per domani mattina alle ore 8:40. Una previsione che senza l'attivazione del Mose porterebbe sicuramente acqua alta in piazza San Marco, dove tra l'altro sono in programma anche l'alzabandiera e le celebrazioni per la festa delle Forze Armate il 4 novembre. Come spiega ai nostri microfoni il commissario straordinario del MOSE Elisabetta Spitz, l'opera di ingegneria idraulica, dopo i test fatti in questi mesi, è oggi in grado di attivarsi in soli 30 minuti. Siamo pronti ad azionare le barriere del Mose per difendere Venezia dall'acqua alta. Abbiamo lavorato molto nel corso dell'anno sui sollevamenti tecnici che hanno consentito di perfezionare il sistema di sollevamento e reso sempre più efficiente l'opera che ora è in grado di entrare in azione in soli 30 minuti. Sempre le previsioni odierne, in fase di aggiornamento costante, danno per la giornata di sabato una massima di marea tra i 95 e i 105 cm alle ore 9 e domenica 6 novembre tra i 95 e i 100 cm alle 9:10.